Helicobacter all'ospedale Borgo Trento di Verona è stato individuato in 3 neonati. Si deve capire se sia lo stesso ceppo di 4 anni fa, quando morì anche un bimbo. Tragedia nel Vicentino, 61enne si ribalta con il trattore con il quale sta facciando l'erba. Il mezzo finisce in un canale di scolo, travolgendolo. Nulla da fare per l'uomo. Dramma sfiorato a Segusino, operaio 34enne di Salzano dimentica il freno a mano e viene schiacciato tra la cabina del camion ed il muro di una casa. L'uomo ferito è vivo per miracolo. 4 studenti pestati e rapinati nell'arco di mezz'ora davanti alla stazione dei bus a Treviso. Arrestato un 17enne a capo di una baby gang. Le indagini della squadra mobile di Treviso. Sono diventate virali le immagini in presa diretta dell'investimento di un cervo da parte di una moto. L'incidente sul Passo Giau, il Centauro miracolosamente illeso. A Vicenza preparativi febbrili per la 95esima adunata nazionale degli alpini. Si apre la settimana che da venerdì trasformerà la città con l'invasione pacifica delle penne nere. Sport in piazza Cima Conegliano, l'abbraccio dei tifosi alle Pantere dell'Imoco che hanno conquistato la Champions League contro Milano, dallo scudetto al trofeo continentale, una stagione perfetta. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Questi l'avete sentiti i titoli di oggi, ma apriamo con una notizia di cronaca giunta proprio pochi minuti fa in redazione, ed è quella del giallo sulla morte di un uomo poco più che 60enne trovato cadavere a Jesolo nella sua abitazione. Sul posto i carabinieri che stanno svolgendo le indagini. Al momento sono al vaglio più ipotesi, compresa quella dell'omicidio. Le modalità sono comunque quelle di una morte violenta. L'uomo celibe viveva da solo, era proprietario di una tabaccheria nella zona del Lido di Jesolo. Ed ora, prima di passare alle altre notizie di cronaca, andiamo a Vicenza, perché ci chiede la linea la nostra Sharon Di Carlo. Vicenza, dove sono in corso ormai febbrili i preparativi in vista della adunata nazionale degli alpini il prossimo fine settimana. Buonasera Sharon, a te. Sì, buonasera Marta, buonasera a tutti i telespettatori. Vicenza sta diventando, si sta trasformando nella città degli alpini. Ci sono le bandiere, tutte le vetrine sono allestite, il piano organizzativo è pronto, ma questa sera facciamo un passo indietro nel backstage. Lo facciamo con Stefano Boemo, consigliere nazionale e cerimoniere dell'Associazione Nazionale Alpini. Buonasera. Buonasera e grazie dell'invito, grazie a tutti. Ci racconta allora questo dietro le quinte, come funziona? Ma dietro le quinte è un lavoro che parte già a priori circa 6 mesi fa. Tutto il piano organizzativo per quanto riguarda sia la sicurezza che più che altro tutta la parte cerimoniale vera e propria, in cui vengono anche coinvolte le autorità sia a livello nazionale che regionale e poi anche le nostre, l'associazione. Qual è la parte più complicata di questo lavoro allora? Ma diciamo mettere un po' in assetto tutti quanti, perché chiaramente, come sai, non facciamo le prove, quindi abbiamo un protocollo da seguire, però diciamo che tutte quante le cose funzionano per il meglio come sempre. Tutto in diretta? Tutto in diretta, senza trucchi e senza inganni. Sì. Al momento su cosa state lavorando? Adesso stiamo ultimando le preparazioni per quanto riguarda proprio il cerimoniale vero e proprio, quindi l'alzabandiera, le posizioni, la parte proprio ufficiale di tutta quanta la donata. Bene, allora noi saremo lì per seguirvi in diretta. E Marta, questa mattina c'è stato un l'elicottero militare che è atterrato in Campomarzo per l'allestimento della cittadina alpina. Lì per noi c'era la nostra Luisa Bertini. Ascoltiamo, guardiamo insieme il servizio e vi restituisco la linea. Fervono i preparativi qui a Campomarzo per l'allestimento di quella che diventerà la cittadella degli alpini. Tutto stamattina è partito prestissimo con l'arrivo dell'elicottero dell'esercito italiano. L'elicottero del 4° reggimento Aves Alter di Bolzano è atterrato a Campomarzo per dare vita a quella che diventerà la cittadella degli alpini, cuore di quello che sarà di fatto lo spazio espositivo per mezzi ed equipaggiamenti dell'esercito italiano e per tutte le attività e le specializzazioni della protezione civile ANA e della sanità alpina. Verrà allestita la cittadella degli alpini, divisa in 2 parti, una parte militare e una parte dell'Associazione Alpini, che vede la protezione civile e tutte le attrezzature che fanno loro, l'associazionismo che appunto viene impiegato dall'ANA. Per
quel che riguarda noi come esercito italiano, siamo qua schierati con le truppe alpine, ovviamente quelle che sono le specialità nostre da montagna, quindi qui si potrà vedere l'addestramento sulla palestra di roccia, quindi quello che fanno i nostri alpini per addestrarsi in montagna, una simulazione di quello che è l'attività addestrativa, i nostri equipaggiamenti, i nostri mezzi ovviamente, quelli che utilizziamo normalmente. C'è la parte bonifica del territorio con il reggimento Eugenio, che è molto importante, specialmente con gli ordigni bellici che vengono ritrovati in tutta Italia. Ci sono la parte di supporto, quindi la parte logistica, la parte di artiglieria, e ci sarà la parte storica col Museo Storico degli Alpini di Trento, c'è l'Istituto Geografico Militare, quello che ci fornisce le cartine, le mappe geografiche dove noi operiamo, possiamo fare le cose in tutte le nostre attività. E poi ci sono le nostre specialità sia alpine in quanto tale, quindi nostre attrezzature, mezzi di nuovo tipo, equipaggiamenti, il nostro reggimento di cavalleria, che appunto è il nostro reggimento che da 2013 è presente alla Brigata Alpina Giulia, e quindi potrete vedere quello che fa un alpino, un soldato dell'esercito italiano, nella fattispecie in questo caso delle truppe alpine, in addestramento, in attività normale. Sabato l'avvio ai lavori da parte dei volontari della Protezione Civile ANA con la posa delle recinzioni nell'area dove saranno esposti al pubblico i mezzi utilizzati dalla Protezione Civile ANA, come i moduli idrogeologici ad esempio usati nell'ultima alluvione a Vicenza, ma non solo. Ci saranno tutti i nostri mezzi, saranno allestiti, ci saranno anche dei video, delle dimostrazioni sulle attività che vengono fatte come protezione civile, ma ci sarà anche l'ospedale da campo nostro, dove ricordo che è l'unico ospedale in Italia che è anche aviotrasportabile, quindi avrà e sarà operativo in tutti i sensi, non solo come dimostrazione ma anche come propria attività operativa sul territorio. Ed ora a Verona con la cronaca, perché torna l'incubo Criptobacter all'ospedale Borgo Trento, è stato individuato in 3 neonati, si deve capire se il ceppo sia lo stesso di 4 anni fa. Ci dicono che si dovranno attendere ancora dei giorni, forse una settimana, 10 giorni, per avere esattamente il ceppo di batterio che è stato trovato, e dopodiché è in corso qualsiasi verifica perché si ripresenta dopo 4 anni. Insomma, ci vorranno tempi lunghi per stabilire se il batterio individuato nei 3 neonati all'ospedale Borgo Trento di Verona sia dello stesso ceppo che 4 anni fa causò un decesso e lesioni in altri bambini, casi dolorosi con i relativi risvolti giudiziari. Di certo quello del Citrobacter è un incubo che ritorna per la sanità veronese. Nel pomeriggio è la stessa azienda ospedaliera universitaria con una nota a parlare di indagini genomiche in corso e rassicurare sul fatto che l'acqua distribuita nei reparti è sicura perché sottoposta a controlli sistematici. Proprio l'acqua di rubinetto 4 anni fa era stata causa dell'infezione. L'alert, riferisce sempre l'azienda, è scattato venerdì scorso grazie ai test avanzati per la ricerca di Citrobacter. Ci sono stati fatti i test di routine, si sono trovati 3 neonati colonizzati, fortunatamente nessuna. Al momento ci viene detto che addirittura uno dei 3 è stato dimesso, un altro si è negativizzato ma è ricoverato per altri problemi e comunque sono asintomatici, nel senso che si è trovata la colonizzazione. Da Verona quindi specificano come siano al momento sospesi solo i ricoveri sotto la 33esima settimana di gestazione, perché sono i nati prematuri a necessitare maggiormente dei ricoveri in terapia intensiva neonatale. Per le partorienti pretermine già ricoverate sono stati attivati servizi di trasporto verso altri ospedali della regione. Ennesimo morto sul lavoro in Veneto è accaduto a Nanto, in provincia di Vicenza, dove un 61enne è deceduto dopo essere stato travolto dal trattore con il quale stava tagliando l'erba. Si è consumata in pochi istanti la tragedia a Nanto questa mattina verso le 9. Un residente, Gian Pietro Toffanello, di 61 anni, ha perso la vita schiacciato da questo vecchio trattore scivolato improvvisamente nel fossato durante una manovra. La vittima, un noto vivaista della zona, si stava dedicando alla manutenzione del prato nella proprietà dei suoi genitori. Un lavoro periodico, abitudinario, apparentemente senza rischi. Invece, forse a causa delle piogge, il ciglio del fossato ha ceduto sotto il peso del mezzo, trascinando l'uomo
con sé. Inutili i soccorsi dei vigili del fuoco che hanno sollevato la macchina agricola con una gru per permettere ai sanitari del SUEM l'intervento. L'uomo era ormai privo di vita. Sul posto anche i carabinieri. La notizia si è immediatamente diffusa in Riviera Berica, dove ha destato dolore e sconcerto. Gianpietro era una persona molto conosciuta nella zona per il suo impegno sociale e l'attività di floricoltura gestita con la famiglia, molto apprezzata dai residenti. In tanti in mattinata si sono recati sul posto dell'incidente, gli ultimi istanti nel racconto della vicina. E ho sentito che stava tagliando l'erba. Ad un tratto non l'ho più sentito, però pensavo che fosse andato in casa. La mia vicina mi ha chiamato perché la figlia stava passando per la strada e ha visto il trattore rovesciato. Una persona un lavoratore, un gran lavoratore, teneva ogni lunedì pulito tutto questo appezzamento, un bravo ragazzo. Un familiare, un amico, un fratello per me. Oggi era il giorno di riposo, si dedicava alle sue cose lì, della famiglia e le sue attività, stava facendo pulizia sull'argine di quel fosso e un attimo, è una fatalità, un'imprudenza, sono cose che succedono quando meno te le aspetti e lì può capitare a tutti. Manifestiamo la nostra vicinanza alla famiglia, ai figli, al papà, alla moglie, proprio perché Gianpietro era una figura di rilievo della nostra comunità, una commerciante instancabile, faceva parte di tanti gruppi, era sempre col sorriso sulle labbra. Era anche il nostro fornitore a titolo gratuito dei fiori che vengono posti nel ponte di Nanto e anche davanti al municipio. Toffanello ci mancherà tantissimo. Ed è vivo per miracolo un 34enne di Salzano che oggi è rimasto schiacciato tra il suo camion e il muro di una casa. L'incidente è accaduto a Segusino. Ero in casa e sentivo aiuto. Sono uscita e ho visto la persona incastrata tra il camion e il muro e non potevamo fare niente ovviamente e quindi chiamato subito i soccorsi. Le grida disperate, aiuto, liberatemi, venivano dal camion, ma dentro non c'era nessuno. L'uomo, un moldavo di 34 anni, era rimasto schiacciato tra il fianco del mezzo e il muro, con un braccio però ancora incastrato dentro la cabina. Insieme ad una ragazza del posto, questa residente ha chiamato i soccorsi. I primi ad arrivare l'ambulanza di Valdobbiadene. L'automedica di Pieve del Grappa ha scortato i vigili del fuoco per un'altra strada dove il mezzo sarebbe riuscito a passare. Un intervento tempestivo che gli ha salvato la vita. Per fortuna che qualcuno c'era e dopo la paura era che i vigili del fuoco venissero di qua e quindi non passavano. Era là incastrato e abbiamo dovuto con le nostre attrezzature in qualche modo poterlo togliere. Abbiamo usato i cuscini appositi che abbiamo noi, abbiamo sfruttato un po' il mezzo di circa 10 centimetri che ci hanno aiutato a liberarlo un po'. Poi anche il braccio inserito nella porta, abbiamo tagliato un pezzo di porta e siamo riusciti a estrarre il ragazzo che apparentemente stava bene. Era cosciente? Al momento sì. Lo hanno liberato con questi cuscinetti di sollevamento che, riempiti di aria compressa, possono arrivare a sollevare anche un'autovettura. Così sono riusciti a tirarlo fuori. L'uomo di Salzano, dipendente di una ditta di Zero Branco, è riuscito a rendere ai sanitari una prima ricostruzione dei fatti. Aveva parcheggiato il mezzo nello spazio antistante La Volta in Borgo Matteotti. Stava scendendo quando il mezzo lo ha trascinato indietro perché aveva scordato di inserire il freno a mano e così è rimasto schiacciato. Devono fermarsi qua perché non ci passano, la misura delle case è stretta e questo ha rischiato secondo me. A tirare il freno a mano sarà un infermiere. Carabinieri e Spisal giunti nella piccola frazione di Riva Grassa poco dopo infatti lo troveranno inserito. Sul posto una pattuglia dei carabinieri di Valdobbiadene. L'uomo ha riportato diversi traumi ma non è in pericolo di vita. Violenza tra giovanissimi, 4 studenti picchiati e rapinati alla stazione delle Corriere di Treviso, arrestato un 17enne capo di una baby gang.
Vittime scelte a caso durante l'uscita da scuola degli studenti, quando in zona stazione delle Corriere a Treviso regnava il caos. Ed è proprio grazie alla confusione e alla ressa in via Roma che la baby gang agiva. In manetta è finito un 17enne trevigiano, un baby boss a capo di un gruppetto di aggressori. Il giudice del Tribunale per i minori di Venezia ha firmato nei confronti del giovane un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla polizia il 3 maggio scorso. Il minore studente, come le sue vittime, era già aggravato da un avviso orale con cui il questore lo aveva ammonito. Il 17enne, residente in provincia, lo scorso 9 febbraio, assieme alla sua baby gang, ha messo a segno 4 rapine nell'arco di una sola mezz'ora. Ai nostri microfoni il giorno dopo a raccontarci uno dei colpi, uno studente. C'è stata un'aggressione qui sul tunnel che porta alla stazione delle Corriere. È stato aggredito un ragazzino e derubato delle cuffiette del telefonino. Approfittando della confusione, la baby gang accerchiava la vittima, la malmenava e la minacciava facendo pensare di avere un coltello, anche se non è stato chiarito se effettivamente il 17enne avesse una lama in tasca o meno. Poi si faceva consegnare il denaro, portafogli, collanine in oro, cellulari e AirPods. In un caso l'aggressore ha tirato una testata sul naso alla vittima, provocandole la frattura del setto nasale con prognosi di 30 giorni. Gli studenti accerchiati e rapinati dalla baby gang sono tra i 15 e i 18 anni ed hanno presentato denuncia. Ad incastrare il 17enne le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze. Ora è caccia ai complici ancora non identificati. Non sono bravate ma veri e propri crimini, spiega l'assessore Tessarolo. Stiamo parlando di reati. Ecco, oggi è il caso che i ragazzi capiscano bene, intanto come in questo caso qui, che a ridosso della maggiore età le responsabilità cambiano. Non a caso è uscito il decreto del Tribunale dei minori e il ragazzo è stato portato in carcere. E poi non parliamo di bravate, non parliamo di disagio, parliamo di veri e propri reati. E quindi al reato si risponde ovviamente con quello che è il codice penale. Continuano le indagini della polizia per verificare se il 17enne abbia agito in passato, mettendo a segno altre rapine analoghe. Investe un cervo con la moto, le immagini in presa diretta dell'incidente sono diventate virali, illeso fortunatamente il motociclista. Erano circa 10 di mattina, stavamo percorrendo quella strada per poi andare in cima al Passo Giau. Mi ero fermato per scendere dalla moto e fare una foto, e con calma, perché poi in un video che uscirà più avanti sul canale faccio vedere che andavo a 60 orari, quindi andavo molto piano, tranquillamente, e purtroppo il cervo nella sua natura ha attraversato la strada. Il racconto ancora fresco, le immagini vivide pur se da quel giorno sono passati quasi 8 mesi. Riccardo Baroglio, biker di Barberino del Mugello, comune della città metropolitana di Firenze, con il suo gruppo viaggiano verso il valico del Passo Giau. Con questo panorama qui davanti cominciamo questo video così. Siamo insieme, siamo in gruppo, su un palcoscenico della Madonna, a raidare, a far tuoneggiare, fasoleggiare le nostre motociclette. Si parte ragazzi, si parte. Passo Giau. A pochi chilometri dall'incrocio per il Giau, lungo la provinciale 251, improvvisamente un cervo balza in mezzo alla strada. L'urto non è stato fortissimo, anche perché ho preso la parte posteriore dell'animale, quindi ho avuto una via di fuga sulla sinistra, e perché se l'avessi preso sulla pancia, ecco lì mi sarei finito addosso anch'io insieme alla moto, purtroppo, quindi ho avuto fortuna anche per le protezioni, insomma. Il cervo, pur malandato, riesce a dileguarsi. Dell'animale sulla carreggiata non c'è traccia. Il cervo si è alzato zoppicante ed è subito risceso per la strada da cui era venuto. Ho cercato più volte, insieme anche il signore che si era fermato con me della macchina bianca, per cercare l'animale, però era scappato via, quindi non l'abbiamo più trovato. All'incidente assiste l'autista di un furgonato che si ferma per prestare assistenza al biker. Fortunatamente, grazie alle protezioni, Riccardo Baroglio esce quasi incolume dall'incidente. Il suo video, postato sul canale blog Noise 883 di YouTube, ha superato in poche ore le 100.000 visualizzazioni. Il biker fiorentino ha incassato per lo più la solidarietà di chi si è trovato nella sua medesima situazione, molto comune sulle strade bellunesi. Noise, la moto, è stata rimessa in strada poche ore dopo, ma per ripararla, racconta Baroglio, già pronto a viaggiare di nuovo sulle strade dolomitiche, ho versato una lacrima alla volta. A giugno quest'anno torneremo e rifaremo queste strade, probabilmente anche con la stessa strada.
Ed ora allo sport, volley, le Pantere dell'Imoco sul tetto del mondo. Ieri sera in Turchia la vittoria nella finale di Champions League nel derby tutto italiano contro Milano, quindi una vittoria davvero eccezionale che suggella una stagione storica per la squadra di Conegliano. E proprio a Conegliano andiamo ora con Edi Caliman e Nicoletta Rizzetto, perché in piazza Cima è in corso la festa dei tifosi. A te Edi, buonasera. Buonasera Marta, buonasera ai telespettatori. Siamo in mezzo ai tifosi dell'Imoco con il nostro coach e la capitana. Chiediamo subito, capitano, che emozione è tornare a Conegliano sul tetto d'Europa? Bellissimo, bellissimo, siamo tutti molto felici, poi stare qua a Piazza Cima è una cosa bellissima, che possiamo stare con i nostri tifosi e festeggiare un po' con loro. Abbiamo sentito il loro supporto anche da lontano, perché ovviamente non tutti non potevano venire a Turchia, ma è bellissimo. Oggi finalmente ci possiamo godere questa bellissima coppa che abbiamo vinto. Coach, che squadra ha trovato? Una squadra impeccabile? Ah sì, è stato veramente un cammino fantastico, siamo cresciuti, ero consapevole dall'inizio che questo fosse un gruppo fantastico, una vera e propria squadra. Abbiamo fatto, credo, un gran lavoro, abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, abbiamo fatto una stagione spettacolare, di quelle indimenticabili. Non si poteva vincere altro? No, credo no, forse quelle 2 partite che abbiamo perso potevamo vincere quelle, ma quello che conta sono i trofei e quelli li abbiamo portati a casa. Di Conegliano avete trovato, insomma, siamo in una piazza piena di tifosi. Noi sappiamo che i tifosi sono i numeri 1, i nostri tifosi, ci hanno sempre assistito, supportato, anche da lontano, in tantissime trasferte. Anche in terra turca erano nettamente il gruppo più numeroso, li abbiamo sentiti, quindi siamo contenti oggi di festeggiare questa coppa con loro. Fai vedere la medaglia? Ma certo, prego, bellissima. E noi Marta ti facciamo sentire anche il grido dei tifosi. Fratelli, vince Santarelli, se Santarelli, vince Santarelli, se Santarelli, vince Santarelli. Marta, insomma, l'atmosfera è questa, è festa, e una Treviso e una Conegliano, scusate, azzurra e gialla. Da Conegliano è tutto, restituisco la linea. Grazie, grazie, naturalmente buona festa a tutti i tifosi delle Pantere dell'Imoco. Noi siamo giunti al termine di questa edizione. Tutto dunque, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Attorno all'Italia si attiva un vortice di bassa pressione, il tempo peggiora sul nostro territorio. Il dettaglio di martedì 7 maggio. Sul Veneto diffusa instabilità, avremo precipitazioni inizialmente locali, poi via via più significative, con rovesci e temporali un po' ovunque. Le temperature saranno in diminuzione, minime tra 10 e 15 gradi, massime tra 14 e 18 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo coperto, su tutta la regione avremo piogge sparse, più frequenti e abbondanti verso la zona montana. Quota neve oltre i 2000 metri. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime sui 16-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà molto nuvoloso, con rovesci un po' ovunque. Temperature minime sui 10-12 gradi, massime tra 17 e 18. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.